Presidente, la devo lasciare un attimo in linea e iniziamo il programma. Il suo spazio. Sentirà la musica. È pronto lei? Quanto dura? 5 minuti, massimo 10. Non preoccupare. È veloce. Va bene? Ok. Dovrebbe sentire la musica adesso, Ok. Siamo di nuovo in diretta, sono le 8:33, Radio Luna da Carbonia, iniziamo lo spazio dedicato al Carbonia Calcio, condotto oggi in studio da Renato Scano. A te la parola. Buona giornata a tutti i nostri amici radioascoltatori, una buona giornata naturalmente anche al nostro bravissimo conduttore Ugo Bulgarelli. Insomma, siamo nuovamente al lunedì, inizia la settimana, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, abbiamo dato lo spazio ampio al Carbonia Calcio che dopo 30 anni, lo abbiamo detto e lo ribadiamo, è tornato nel massimo campionato di Serie D, chiamiamo così, massimo campionato regionale ma anche interregionale, per cui veramente i complimenti da parte della nostra redazione sportiva vanno al sodalizio minerario. Per parlare di questo naturalmente abbiamo con grande piacere in collegamento diretto il vicepresidente del Carbonia Calcio Francesco Sezzu. Chiaramente buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti e buongiorno all'organizzazione. Grazie, allora è un piacere sentirti Francesco, so che sei veramente molto impegnato ma hai voluto regalarci questi minuti preziosi insomma per stare un pochino con noi, è importante Hai rubato lo spazio un po' al tuo lavoro, no? Sappiamo che sei un grande lavoratore, ti facciamo i nostri complimenti. Insomma, noi ci siamo incontrati anche in quella bellissima trasferta di Roma dove tu eri presente per la partita a carattere nazionale della Coppa Italia. Sì, esatto. Insomma, dicevo, ci siamo incontrati anche in quella bellissima partita di Roma dove il Carbonia aveva disputato insomma la gara nazionale di Coppa Italia dopo aver vinto quella regionale. Era stata una bella soddisfazione anche in quella partita, insomma un po' un anticipo a carattere nazionale del prossimo campionato, giusto Francesco? Sì, un assaggio per il prossimo campionato, sì, era un assaggio. Era un assaggio. Insomma, in questa stagione passata, no? Come c'è da dire che è stato importante chiaramente il tuo contributo, considerando che per tanti anni mi avevi detto hai guidato il Samassi, tra l'altro con grande impegno e anche ottenendo dei grandi risultati, e poi questa collaborazione col Carbonia Calcio che ha visto unire le forze, no? Tra te e il sodalizio minerario. Sì, io inizierei con un grazie al Samassi per la fusione fatta con gli amici Fonti, Tesorus e ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo iniziato con un progetto abbastanza serio, il direttore sportivo Sebastian Puddu, che le devo delle grazie infinite, e niente, che ha portato dei ragazzi non solo seri ma anche dei professionisti per quanto riguarda il calcio. Devo ringraziare la dirigenza, l'amministratore delegato Ficoffello, il presidente Futta, il vice Tesoro e un grazie anche il vice Sezzo, questo io. Esatto. Niente, grazie alla squadra tutta perché si sono dimostrati dei ragazzi molto, ripeto, seri e professionisti. Un grazie allo staff che sono stati capaci di guidare questa squadra, non è del tutto. Certo. Niente, gli altri dirigenti devono ringraziare il cantiere Tesoro, al Guiso, al segretario Cano, il responsabile campo, il signor Graziano Pires, tutti gli sponsor, il pubblico che è stato favoloso. Sì. Niente, Damiano Bascio, dimenticavo, che è molto importante la loro presenza dei briganti che ci hanno seguito dappertutto, anche ricordo benissimo la trasferta fatta a Roma che ci ha dato carica, in quasi tutti i campi erano presenti.
Sì. Niente, io altro che posso ringraziare, cioè, è stata una soddisfazione immensa perché visto che a San Massi non sono riuscito da solo a portare il San Massi in Serie D, sono contento che l'abbiamo fatto assieme con il Carbonia. Un pezzettino del San Massi c'è in Serie D. Questo Sì. mi dà soddisfazione. E questo è molto molto importante, insomma. Io, nella carriera calcistica, ho avuto delle soddisfazioni, devo dire la verità. Ho vinto 7 campionati regionali e quando si vince è sempre bello. Sì, sei un grandissimo appassionato, ho visto, insomma, dai tuoi occhi, riconosco le persone. Io sono molto del tempo del mio quando uno è appassionato fa anche questo. Oltre finanziariamente anche il tempo. Sì, diciamo che è veramente una grandissima passione, l'ho capito nel momento in cui ti ho conosciuto personalmente. Ti faccio i miei complimenti, davvero Francesco, è stato davvero per Carbonia città importantissima la tua presenza in questa società. E adesso parliamo un attimino, ti rubo ancora qualche minuto, insomma, per progetti futuri. C'è un problema un po' per quanto riguarda lo stadio e poi chiaramente allestire anche una formazione che possa essere competitiva, no? Sicuramente. Adesso per la prossima stagione so degli amici che hanno fatto una proposta all'amministrazione comunale per il campo, però non ho seguito i dettagli punto per punto, non so alla grande più o meno quella. Poi da parte della FGC dovranno fare dei controlli sul posto e vedere cosa serve, cosa non serve. Non so. Poi per quanto riguarda la stagione per fare la squadra, siamo lì per iniziare, però sono ancora dei dettagli da discutere. Sì, immagino. Sono arrivate anche delle voci, anche noi abbiamo detto la settimana scorsa, insomma, di alcune trattative aperte, ci sono arrivate alcune voci da Cagliari, ma forse è ancora un po' prematuro parlarne, immagino, insomma, anche per voi dirigenti, no? Sì. Fin quando... Cioè, per quanto riguarda la mia gestione a Samarsi, sono sempre con i piedi per terra. Certo. Poi dopo che hai chiuso l'operazione... Si può parlare tranquillamente, Francesco. Assolutamente sì. Queste notizie che girano così sono false. Sono anche false, insomma, vabbè, noi chiaramente abbiamo... Almeno io lo sapevo. Sì, assolutamente sì, noi chiaramente con l'informazione dobbiamo, chiaramente arrivano queste notizie, le dobbiamo dare, però voi potete anche smentirle e non accade assolutamente nulla. Allora Francesco, davvero Francesco Sezzo, ricordiamo, vicepresidente del Carbonia Calcio, ex presidente del San Massi per tanti anni, che da questa stagione è arrivato nel gruppo dei soci proprio di questa società e che ha contribuito con un grande apporto, lo dico io, a portare il Carbonia nel campionato di Serie D. Sì, non nascondo tutte le richieste del circondario che ho avuto, mi vogliono dappertutto. Saresti una risorsa importante per tutti. Rimani a Carbonia però, mi raccomando. Adesso vediamo. C'è un sacrificio enorme per me andare a Carbonia. Non ho capito, scusa. È un sacrificio enorme per me spostare. Lo so, immagino. Dai, un altro sforzo perché un campionato di Serie D è importante, Francesco. Sì, perché mi interessa fare una però non l'ho mai fatto. Appunto, e quindi sarà una grande soddisfazione, va bene? Speriamo bene. Speriamo di incontrarci anche per i servizi sportivi domenicali, mi fa molto molto piacere. Va benissimo. Grazie di cuore Francesco, un abbraccione da Carbonia. Grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi del Carbonia. Grazie mille per il tuo contributo. Allora, Ugo, abbiamo sentito naturalmente il vicepresidente Francesco Sezzo, una persona molto garbata, gentile, che ha voluto intervenire. Lo ringrazio pubblicamente per questo suo intervento sulla nostra emittente, sulla redazione sportiva di Radio Luna. Ha detto insomma che i programmi futuri saranno importanti, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali, ma quelle ufficiose le ribadisco, così come ho già detto venerdì nell'altra nostra trasmissione dedicata al Carbonia Calcio. Mi è arrivata questa voce e secondo me è abbastanza fondata che il Carbonia Calcio sta cercando di ingaggiare un bomber che nel suo passato ha militato anche nel Cagliari Calcio. Sto parlando di Robert Acquafresca,
che nel Cagliari ha militato per ben 3 stagioni, esattamente nel 2007-2008, giocando 32 partite e realizzando 10 reti, nel 2008-2009 36 partite e 14 reti e nel 2010-2011 37 partite, 8 reti per quanto riguarda Robert Acquafresca, che sembrerebbe, tra virgolette, usiamo il condizionale, il Carbonia Calcio sta cercando di ingaggiare per la prossima stagione. Si parla anche di eventualmente cambio di allenatore, anche se io naturalmente sono uno tifosissimo di Andrea Marongiu, ma probabilmente potrebbe anche esserci, sempre secondo queste voci che mi sono giunte da Cagliari, da voci chiaramente serie, non così chiacchiere da barra, sembrerebbe che il Carbonia Calcio stia trattando anche con il mister della Ferrini Cagliari, Sebastiano Pinna, che ha giocato, ricordiamolo, nel suo passato anche con il Cagliari e con la Torres, per cui staremo a vedere. Chiudiamo qui insomma il discorso Carbonia Calcio, mentre mi dice il collega Ugo Bulgarelli dovremo avere in collegamento diretto da Sassari il grande amico Ico Ribichesu, che tanti anni fa tra l'altro viveva proprio nella città di Carbonia e che da molti anni ormai è trapiantato a Sassari ed è anche, diciamo, lo speaker ufficiale da tanti anni della grande Dinamo Basket. Buongiorno a te, Ico. Buongiorno a te, io sono nato a Carbonia. Sì, sei nato a Carbonia. Lo sappiamo, giochi in casa, sei un mio grande amico e grande amico di Ugo Bulgarelli. Ben trovati. Buongiorno. Buongiorno a te, Ico. Ti abbiamo svegliato un po' presto stamattina, ma la notizia è una notizia bomba. E chi potevamo chiamare se non te stamattina? Dai giornali, dai quotidiani, vediamo, insomma, in prima pagina sulla Nuova Sardegna, Pozzecco addio Dinamo, e anche l'Unione Sarda, insomma, dedica un articolo proprio... Sì, su tutte le testate nazionali, io ovviamente ho nominato... Sì, già da ieri. Ma cosa è successo? Anche se tu mi hai detto che ancora non è ufficiale, avrete una conferenza stampa. Noi devo dire, per tutta onestà, da ieri insomma siamo in fibrillazione, ma solo esclusivamente dal punto di vista mediatico, perché poi ci sono delle cose che non potremo sapere fino alle 11. Certo. C'è la conferenza stampa del Presidente Sardara, che sicuramente avrà da dire in riferimento a quanto successo, a quanto riportato dagli organi di stampa. Io sinceramente non so niente di particolare, perché sai benissimo insomma, che sono dentro la famiglia Dinamo, Sì. quindi sei stato uno dei primi sicuramente a sapere che ci fossero state delle problematiche pregresse, ma mi pare insomma di poter dire che probabilmente sarà una scelta dovuta a problemi che potrebbe aver avuto per esempio il coach piuttosto che non la società nei suoi confronti. Questo te lo dico a cuore aperto, perché insomma è sotto gli occhi di tutti che in 15 mesi sono stati raggiunti dei risultati davvero incredibili. Peraltro Gianmarco Pozzecco è un personaggio incredibile, di un'umanità infinita, questo te lo devo dire senza... Certo, tu lo conosci bene. Peraltro amato sia dalla società, dai tifosi, insomma dall'intera isola, veramente una grande persona. Quindi se sono arrivati o arriveranno a una conclusione di quello che è il rapporto, sicuramente non è da imputare a qualcosa che ha a che fare con il gioco del basket, perché tieni presente che la filosofia di Dinamo è realmente quella, siamo sprusi del gioco, no? Siamo più di un gioco, certo. È vero. Ma come mai il presidente Sarda, io stimo tantissimo, anche tu sicuramente, come mai ogni tanto accade questa cosa? È successo già anche con Meo Sacchetti, no? Ha un carattere un po' particolare, magari non... Dico in tutta sincerità, noi parliamo da esterni, no? Noi siamo non lo sappiamo, certo. Ci piace raccontare gli sport, Renato, lo sai. Però ci sono degli equilibri che sicuramente non potremo mai conoscere, tra virgolette, perché non essendo i titolari di determinate cose non puoi capire. Io ci metto dentro il lockdown, ci metto dentro le problematiche legate al rifacimento del palazzetto,
a quelle che sono le regole della LBA che ancora sono abbastanza fumose, non si sa se si partirà un campionato a 18, oggi sapremo se squadre tipo Cremona, Roma e qualche altra probabilmente possano rinunciare alla massima serie, quindi si potrebbe partire a 16, si potrebbe partire a 14, non lo so, non lo sappiamo perché siamo legati chiaramente a quelle che sono le decisioni dei vertici, che sono a tutt'oggi molto chiare. Cioè, sono delle ipotesi, il comitato praticamente il direttivo di Lega si è riunito diverse volte, sappiamo per certo che ci sono delle problematiche legate per esempio all'utilizzo dei palazzeti, alle distanze di sicurezza. Ragazzi, non sono stadi di calcio dove con una capienza di X riesce a sistemare gli stessi spettatori che avevi prima, perché è sotto gli occhi di tutti, a parte San Siro, San Paolo di Napoli e l'Olimpico, non mi pare che ci siano sempre tutti esaurito, no? Certo. O lo Juventus Stadium, certo, la Juventus. Del calcio. Però tu immaginati una società di basket che chiaramente vivono con molto meno di budget, sono risicati, queste storie del lockdown che peseranno moltissimo su quelli che sono anche i contratti in itinere e in essere già per i giocatori. Cioè, sappiamo che cosa succederà fra 2 o 3 mesi, il problema è quello. C'è le clausole Covid che ti dicono che probabilmente, e questo credo che sia anche una cosa normalissima, tu non possa pretendere lo stipendio intero se non giochi. È lo stesso discorso, perché le stesse società non hanno la possibilità di capire esattamente quelli che possono essere gli introiti. Cioè, è facile, no? Certo, certo. Sì, ma il discorso tuo è logico, ovviamente ci sono tanti problemi adesso con il Covid e quindi tante cose possono aver inciso proprio per quanto riguarda anche il rapporto, infatti si parla proprio che non collimano le due cose per quanto riguarda la scelta dei giocatori, almeno questo mi è parso di capire. C'è un fuggi generale, ma te lo dico proprio ancora aperto, cioè se un Evans firma un contratto a $400.000 a Okinawa, è una cifra è pazzesco, certo, per Sassari, certo. Considera così, fallo per 12 giocatori, comincia a essere 5 milioni di budget. No, sono d'accordo, sono cifre pazzesche. No, sono d'accordo. Certo. Poi mettici dentro anche il fatto che l'operazione di Dinamo che ha riportato su il discorso anche del Torino Basket, che entro oggi dovrebbe essere chiaramente, come posso dire, passami l'espressione, venduto, no? Sì. Perché chiaramente per una questione di conflitto di interessi non si possono tenere 2 società chiaramente nella massima serie, tutto un insieme di cose che probabilmente incidono e incideranno nel prossimo futuro di quello che sarà l'essere in campo, rimanere sul parquet anche di società come la Dinamo, che grazie a Dio è un esempio lampante di come si deve condurre una società, perché non ci sono debiti, non ci sono scheletri all'armadio. Poi per quanto riguarda il discorso del presidente con il conto, ma ben venga il discorso anche degli avvicendamenti. Ci sono storie che finiscono, d'altronde finiscono dappertutto, cioè l'allenatore è una delle cose più importanti di una squadra, però tieni presente che poi si possono presentare le problematiche che noi, ripeto, non possiamo conoscere all'interno dello spogliatoio, all'interno anche della vita personale dello stesso allenatore, perché poi sono vicendati grandi allenatori e sicuramente ce ne saranno gli altri, però va bene. Alla base rimane sempre quello che è il discorso societario, perché devi fare sempre i conti con la realtà delle cose. Allora Ico, dobbiamo stringere i tempi, mi dice Ugo, perché abbiamo anche altre notizie, per cui alle 11 conferenza stampa, non so dove sarà, lì al Palazzo dello Sport o in un hotel. No, guarda, sarà in diretta streaming. È in diretta streaming, quindi la vediamo pure alle 11. Perfetto. Tutti i social e soprattutto su Dinamo Basket. Dinamo Basket. Perfetto, quindi tutti sintonizzati sul sito perché avremo la notizia importante per quanto riguarda. Anche perché chiaramente
cose che chiaramente dal punto di vista mediatico ci farebbe piacere conoscere a tutti, anche perché, ripeto, non stai parlando di un allenatore vincente. Un allenatore che ha dimostrato di avere 15 mesi, grandi attributi. Esatto. Una Coppa Europea, una Supercoppa, una finale scudetto lo scorso anno, quando è finito il campionato, quando è stato bloccato sempre da quest'anno, secondo in classifica, insomma, tante cose. Allora Ico, ci sentiremo prestissimo, grazie di cuore per il tuo intervento. Ico Ribichesu da Sassari, speaker e voce della Dinamo Sassari. Grazie a te, ciao. Ciao Ico. Allora Ugo, non so se abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per quanto riguarda ovviamente il nostro... Sì, dobbiamo andare probabilmente con uno stacco? No, andiamo avanti ancora per quanto riguarda il Cagliari. Qualche notizia per quanto concerne il Cagliari, vediamo che sabato tra l'altro al Bentegodi torna in campo, non ci saranno sul rettangolo di gioco dello stadio veronese João Pedro, quasi certamente Nainggolan, mentre Birsa è in rampa di lancio. Zenga punta sull'effetto sorpresa e sulla duttilità per cambiare modulo in corsa. La squadra anti-Verona potrebbe essere questa, col modulo tattico 4-3-1-2, Cragno in porta, sulla linea difensiva da destra a sinistra Cacciatore, Cepitelli, Pisacane e Pellegrini, quindi a centrocampo Nandez, Cigarini centrale, Rog, Birsa, trequartista, Pereiro e Simone, i due attaccanti, Simeone, chiedo scusa ovviamente. Per quanto riguarda invece l'altro modulo 3-5-2 potrebbe essere Cragno in porta, Cacciatore, Cepitelli, Pisacane sulla linea difensiva, Nandez, Rog, Cigarini, Birsa e Pellegrini e quindi il duo d'attacco Pereiro, Simeone. Questa è la formazione che Zenga sta cercando di studiare anti-Verona. Il Cagliari torna in campo sabato. Vedremo insomma l'esordio anche di Walter Zenga, grandissimo portiere, uno dei più grandi portieri del mondo di tutti i tempi, lo ricordiamo con la maglia dell'Inter, con la maglia della nazionale veramente, e ha fatto bene in alcune circostanze da allenatore. È un po' una scommessa del presidente Giulini per quanto riguarda Zenga, che dice tra l'altro nella dichiarazione: niente distrazioni, starò lontano anche dai social sino alla fine del campionato. Noi auguriamo naturalmente a Zenga di ottenere dei buoni risultati guidando appunto il sodalizio del Cagliari. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, Ugo, e poi stiamo per concludere questo nostro intervento sportivo, naturalmente è passato il Napoli, per cui la finalissima della Coppa Italia sarà Juventus-Napoli, il gigante Cristiano Ronaldo contro Pollicino Mertens, dicono oggi i giornali. Mercoledì all'Olimpico si assegna il primo trofeo della stagione. Insomma, complimenti anche al mister del Napoli, Gennaro Gattuso, che è riuscito a conquistare comunque una finalissima di Coppa Italia. Siamo giunti, credo, al termine di questo nostro intervento. Ringrazio naturalmente Ugo Bulgarelli per questo spazio che mi concede. Chiaramente io ci risentiremo certamente il lunedì prossimo, andrò a Roma per una decina di giorni, per cui chiaramente l'intervento il prossimo sarà via telefono. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Renato Scanu, naturalmente la linea può andare nuovamente ad Ugo Bulgarelli. Benissimo, grazie Renato, abbiamo concluso oggi anche l'appuntamento con lo sport e anche la nostra trasmissione, qualche minuto in anticipo. Adesso andiamo con la pubblicità. Vi ricordo subito dopo il programma Il Mattinando condotto da Luciano Lamantia. Noi ci risentiamo domani mattina puntuali con l'informazione alle 7:30, sono le 8:57 in questo momento. Grazie a tutti per averci seguito e andiamo con la nostra sigla finale. Una buona giornata a tutti. Così siamo anche un po' in anticipo.